Quando fuori fa freddo e non si sa come far passare la domenica pomeriggio, a Legnago da 3 anni c'è un'offerta culturale insolita. Si chiamano Le Domeniche al Museo, una serie di 5 incontri ospitati al Centro Ambientale Archeologico, ricavato dal restauro dell'ex caserma austriaca alla prova di bomba. Il Centro Ambientale Archeologico vuole proporsi, oltre che al nostro territorio, oltre che come centro per la didattica, ricordiamo che quest'anno abbiamo avuto più di 3.000 presenze di alunni di tutto il territorio, anche come centro culturale in genere, quindi noi abbiamo ospitato mostre, abbiamo ospitato scrittori, abbiamo ospitato concerti, ma vuole proporsi anche come appuntamenti nelle domeniche. Allora, in questi mesi invernali, ecco che il museo si apre ai cittadini, agli studiosi, ma anche agli studenti, perché ricordo che per questi appuntamenti c'è un attestato di riconoscimento per il credito formativo. Ecco, questi appuntamenti, ben 5 quest'anno, il primo c'è già stato domenica scorsa e noi l'abbiamo dedicato a Maria Fioroni, è stato un grande successo, questo ci consola e ci dà la garanzia che la scelta è la scelta giusta. Allora, dicevo, l'abbiamo dedicato a Maria Fioroni per ricordare anche qui al Centro Ambientale Archeologico, Museo Civico, ricordare che Maria Fioroni è stata la prima, la mecenate nel nostro territorio, è stata la prima a occuparsi di archeologia e a capire come la pianura veronese fosse ricchissima appunto di reperti preistorici. L'inizio di ogni incontro è fissato per le 16 e le tematiche sono sempre attinenti alla storia e alla preistoria. Il prossimo incontro sarà domenica prossima con il tema Storie sepolte, la necropoli di Arano di Cellore di Lasi, a cura di Paola Salzani del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Le domeniche al museo spazieranno sia ad argomentazioni riguardanti le archeologie del territorio, sia ad argomenti, tematiche storiche sempre inerenti al nostro territorio, in particolar modo su Legnago, fino anche a parlare di argomenti molto più accattivanti come la tematica sugli sciti, di cui si occuperà Giampaolo Rizzetto in una conferenza verso la metà di febbraio. E inoltre il clou degli appuntamenti è il finale previsto per domenica 8 marzo, quando il professor Giovanni Leonardi terrà una conferenza per presentare al pubblico i risultati della campagna di scavo 2008 svoltasi a Fondo Paviani e organizzata dall'Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Centro Ambientale e il Comune di Legnago, e sempre in quell'occasione verranno esposti per la prima volta al pubblico alcuni materiali significativi restaurati in questi mesi e soprattutto alcuni frammenti di ceramica micenea venuti alla luce durante l'ultima campagna svoltasi a novembre 2008.